E ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Ci siamo presi una piccola pausa con Eccellenti, non siamo andati in onda il 1° di maggio proprio per festeggiare, celebrare la giornata, dei lavoratori e adesso invece rientriamo. E come vi avevo annunciato già nelle scorse puntate, anche durante la rassegna stampa, oggi ho il piacere e l'onore di avere come mia ospite ad Eccellenti Nadia Romeo. Buongiorno Nadia. Buongiorno a te, Graz grazie per l'invito. No, grazie a te invece per averlo accettato, perché so che l'agenda non è certo facile da conciliare con altri impegni, quindi è davvero un piacere averti qui questa sera nostra ospite. Allora Nadia, oggi cercheremo insieme durante queste 2 ore di fare un po' il punto, intanto sull'attività di un onorevole, quindi di un parlamentare, per cercare di capire come ci si comporta, quali sono i temi, come vengono poi applicati alcuni regolamenti all'interno del territorio e come invece i problemi del territorio arrivano in Parlamento. Quindi sarà una vera e propria cavalcata, nelle varie attività che fai e dopodiché inizieremo a scoprire anche meglio tu chi sei, che cosa fai, oltre l'attività parlamentare. E insomma, se sei d'accordo, ascoltiamo un po' di musica, dopodiché rientriamo in diretta con una serie incredibile di attività e di temi da trattare. Assolutamente sì. Grazie. E inizia da qui la puntata di Eccellenti dell'8 di maggio, ospite, Nadia Romeo. Ci siamo già salutate Nadia, insomma io ho un sacco di domande da farti. Iniziamo dalla prima. Tu, è da un sacco di tempo che fai politica. Quando hai cominciato? Ma guarda, allora ho cominciato ad interessarmi di politica, anche se non la facevo, diciamo, non avevo incarichi istituzionali, ma sai, ho un po' respirato l'aria politica fin da bambina. E insomma il periodo di Tangentopoli ha segnato, insomma, è stato un periodo molto impegnativo, soprattutto insomma per chi aveva fatto politica, io ti ripeto in famiglia l'avevo, e lì ho visto insomma come, bisogna, esserci sempre, essere sul pezzo e, alcune ingiustizie non lasciarle correre. E da lì ti devo dire che è iniziata la mia passione, perché insomma io credo che il Partito Socialista abbia un po' pagato troppo, per quel periodo. E da lì devo dire c'è stato un po' un senso di rivalsa. Ah, E da lì ho iniziato ad interessarmi di politica, quindi non è stato fin da subito, anche se devo dire che fin da bambina seguivo, c'era una cosa bellissima un tempo, che la politica la facevi nelle piazze, tra sì la è vero, gente, e quindi tanti comizi nei paesi più sperduti, quindi certo. vedevi queste piazze piene di persone e la politica la facevi là. Ecco, quella è la politica che tra l'altro a me piace di più, tra la gente, con la gente, e quindi l'ho respirata fin da bambina. Poi devo dire che in quel periodo, 92, 94, ho iniziato invece ad interessarmi, c'era stata un po' la ricostruzione del nuovo PSI, ho fatto anche il Certo. segretario nazionale della giovanile, ho provato ad impegnarmi perché insomma quel senso di anzi quell'idea di partito riformista, soprattutto in una terra come quella di Matteotti, Certo. insomma non rimanesse, insomma non terminasse, ecco. Dopodiché, insomma, è un periodo che ha fatto la sua storia, non siamo riusciti a ricostruire il partito, però ho trovato, nel Partito Democratico, il mio partito, che è anche un partito che è iscritto al Partito Socialista Europeo, e quindi insomma il mio partito. E quindi è nata un po', da quella fase la mia, passione, ecco, per la politica. Ho ritenuto davvero quei tempi, accesi, insomma, ricordo anche delle situazioni personali dove c'era la caccia alla Mh. persona, ecco, come qualcosa di ingiusto. E da lì ho iniziato ad interessarmi, e poi insomma io la politica comunque l'ho sempre vista in mezzo alle persone, Certo. e quindi, è sempre stata quella, diciamo, la mia caratteristica, e devo dire anche la mia forza, al di là poi insomma dell'essere iscritta ad un partito. È molto vero. E ti dirò che un'altra delle, situazioni che mi ha fatto molto riflettere, sempre per iniziare ad interessarmi alla politica, perché non è una cosa diciamo così, che avviene solo perché c'è qualcuno in famiglia che lo fa. No, Certo. è una qualcosa che o ti appassiona o non ti appassiona, anche perché insomma porta via tanta parte del proprio tempo libero, se lo si vuole Sì, fare eh bene. sì, è vero. Una vocazione È quindi una quasi. vocazione. Se chi vuole fare politica, per passione e veramente, è davvero una vocazione, eh. Ecco, io ricordo quando è stata
c'è stata l'inaugurazione della Piazza Matteotti. Ero una bambina, una ragazzina, non una bambina, ero una ragazzina e da poco in là sarebbe poi nata anche tutta Tangentopoli, e ricordo le parole di Giacomo Matteotti: "Uccidete me, ma l'idea che c'è in me non la ucciderete mai". Anche Benissimo. quelle sono state per me un segno molto importante di dire: "Beh, insomma, bisogna fare la propria parte". E questo unito a quello che dopo è successo, insomma, mi hanno un po', ecco, Spinto, spinto instradato e proprio. instradato. E tra l'altro una cosa che mi fa, particolarmente piacere e mi fa anche riflettere, perché in realtà sono diventata parlamentare della Repubblica Italiana nel centenario della morte di Verissimo, Matteotti. certo. Devo dire che questo, È un bel è un peso, bel una bella peso. eredità da portare. Sì, è una bella eredità, un bel peso, un bell'onere, insomma è Certo. una sfida a fare sempre di più, sempre meglio, anche se oggi sono tempi diversi, ma quell'idea che lui portava avanti a quel tempo è ancora attualissima. E le Una battaglie da fare sono ancora tante, sono anche quelle di un tempo, È perché vero. non anche i diritti che noi riteniamo acquisiti, vediamo che non lo sono più o che rischiano di non esserlo più, e quindi quell'idea, quei valori, quelle proposte, quelle denunce, sono denunce che sono tuttora attuali, a 100 Certo, anni. certo. Una sorta di disegno quasi del destino, no, che ti ha Sì, portato, l'hai ben sottolineato, a diventare parlamentare nell'anno del centenario di sì, Matteotti, colui che proprio ti ispirò in un certo senso, insieme a poi a tutte esatto. quante gli avvenimenti familiari e, i tuoi primi passi nella politica territoriale invece quando sono iniziati? Allora, i miei primi passi sono iniziati nel 2003. Ho fatto il consigliere di amministrazione in ASM SpA, ehm, e insomma è stata una bella esperienza. All'epoca non esisteva ancora Ecoambiente, quindi Certo, ASM si occupava tutto. di tutto, anche dei rifiuti, insomma della e quello è stato il mio primo, incarico. Dopo sempre in quell'anno sono diventata assessore, all'ambiente, alla polizia locale, e quindi ecco lì è iniziato il mio percorso, perché poi dal 2003 fino insomma al A 2000, oggi. esatto, fino al 2024 poi ho avuto vari incarichi, sono stata assessore con la giunta Melchiori, e dopo la giunta Melchiori invece siamo sempre stati Sì. in opposizione, e quindi sono stata consigliere capogruppo, e nell'ultima, invece tornata elettorale, nell'ultima amministrazione con Caffeo ho ricoperto il ruolo di presidente del consiglio, che per me, ecco, era una novità, perché i miei incarichi istituzionali in passato erano stati quelli di assessore e poi di consigliere di minoranza, di capogruppo, e poi l'ultima volta ho fatto l'esperienza di presidente del consiglio, che devo dire che per il mio carattere è stata davvero sfidante. Davvero? Perché? Perché insomma il presidente del consiglio è una figura super partes, Certo, e quindi, ovviamente essendo super partes non prendi posizioni, cerchi di mediare, eccetera. Io invece il mio carattere è sostanzialmente quello, un po' più battagliero, e quindi in certo, alcune situazioni preferivo essere dalla parte, diciamo, del consigliere comunale certo. Ti sei che dovuta insomma mordere la lingua più di qualche volta beh insomma dai. sì, devo essere sincera, sì. È stata una sfida anche personale quella della presidenza del consiglio. Bellissima Certo, esperienza, ovviamente come tutte le esperienze, però essendo una persona un po' più attiva, ecco, l'assessorato o fare il consigliere comunale, insomma ad essere esserci proprio, esserci certo. nelle questioni in maniera concreta, ecco, è più nel mio carattere. Però ecco, anche il presidente del consiglio comunque è stata davvero è sempre un onore comunque rappresentare le istituzioni in È qualunque vero. forma, e quindi Nadia, ci fermiamo giusto qualche istante e poi ripartiamo proprio da qui, perché lì inizia il percorso parlamentare.
E rientriamo quindi in diretta, siamo in compagnia appunto di Nadia Romeo che ci sta raccontando il suo percorso politico con questo disegno del destino che inizia nel momento in cui viene inaugurata la piazza di Matteotti e poi proprio il grande Matteotti che di fatto quasi la prende per mano Sì, in un certo senso e mi le piace indica la pensare strada. questa È cosa. bellissimo, è molto Mi bello. piace molto pensarla. E poi arriva l'anno appunto dell'elezione, elezione a onorevole, quindi entri in Parlamento. Raccontami, ormai a mente fredda, perché non è passato tanto tempo, anzi, però poi alla fine le cose avvengono talmente velocemente e c'è un susseguirsi di avvenimenti che magari ti sembra di essere di 10 Sì. anni fa, con tutte le cose che hai fatto. Cosa hai Sì. provato quando hai saputo che, eri stata eletta? Allora sì, il la mia elezione anzi il mio seggio, diciamo Certo, così, sì, alla Camera è usiamo scattato perché io ero seconda, diciamo sì? così, nelle liste del Partito Democratico e, in realtà al Parlamento era stato eletto Alessandro Zan. Sì, A seguito delle elezioni in Europa di Alessandro è scattato ovviamente il mio il seggio tuo a seggio. luglio del 2024, il Sì. 9 luglio del 2024. Però ho saputo dell'elezione, guarda caso, intorno l'8 giugno, proprio Vedi? sempre nel Torna scadiamo tutto. sempre, torna tutto. Devo dire che è stata una grande emozione perché, insomma, alle 3 della mattina mi sembra, insomma, Alessandro, Zan mi chiama e mi dice: "Ciao, buongiorno onorevole", perché non sapevamo ancora È l'esito chiaro. delle insomma, delle preferenze, ecco. E insomma lì sono rimasta un po', ho detto: "Ops, Wow, oddio, inizia una nuova esperienza". certo. È importante insomma perché, ovviamente insomma arrivare alla Camera dei Deputati è tanto onore per chi ha fatto insomma per chi fa politica, è un onore sicuramente, Certo. non da poco, ma è anche perché insomma, avevo anche sulle spalle un po', anche la diciamo così, il peso di dover comunque iniziare un percorso Sì, anche di anche per il territorio, anche per questa terra, insomma, importante, perché credo che in questi anni e dopo ne ho avuto davvero la consapevolezza. Dal primo giorno in cui sono arrivata alla Camera, devo essere sincera, quanto questo territorio sia stato dimenticato in questi anni dalla politica e quanto non abbia contato. Perché guarda, io sono arrivata, ti dicevo, il 9 luglio, c'è stato l'insediamento, ehm, e il 9 luglio si discuteva già di un decreto che riguardava misure urgenti sulla pesca e sull'acquacoltura. pensa. Ed e quindi, bisognava votare questo decreto, la conversione ovviamente del decreto leggo il decreto e vedo che non c'è nulla sul granchio blu. Ho detto: "Oddio, No, ma com'è possibile?" il Cioè grande eravamo tra l'altro in dimenticato. piena emergenza, granchio blu, ricordiamolo Sì, insomma. Ho detto: "Oh mamma, non è possibile, cosa facciamo, cosa non facciamo?" Ecco, negli iter parlamentari essendo stata era stata messa la fiducia, potevamo presentare degli ordini del giorno e quindi il 10 ho discusso il mio primo ordine del giorno che era proprio sull'emergenza granchio blu, sul supporto certo. ad un mondo che è, un mondo economico, culturale, identitario, sociale del nostro territorio che è importantissimo, che riguarda tutta Italia, ma devo dire che ovviamente il problema maggiore ce l'ha avuto il delta del Po nella parte del Sì, nostro Polesine e nella parte insomma di Goro. sì. E quindi insomma ho sollevato immediatamente la questione e la richiesta insomma di supportare, ma non perché guarda, supportiamo molte volte, anche perché si ha poco tempo, poi insomma bisogna sempre un po', schematizzare le Certo, cose, però certo, supportare non è che vuol dire che dobbiamo regalare qualche cosa, certo. ma dobbiamo far funzionare un'economia del nostro territorio che è importante per tutti, è la prima economia e quindi bisognava trovare in modo concreto, veloce, perché era già tardi, Chiaro. i modi, diciamo, il supporto per questo mondo economico, come fosse una grande crisi aziendale. Ecco, io credo che l'errore sia stato quello di non trattarla come una grande crisi aziendale, come lo abbiamo fatto per esempio con Berco negli ultimi tempi e lì, insomma, c'erano da mettere insieme una serie di azioni che non sono solo contributi, ma un'idea anche nuova di
di pesca, di come comunque far sì che questi territori, possano fare degli interventi anche strutturali perché poi nel tempo non ci siano ulteriori problemi, ecco questa cosa in questa emergenza secondo me non è stata assolutamente, seguita in modo adeguato. L'ho continuato a fare, anche negli ultimi tempi. È stato nominato un commissario che comunque gli italiani pagano 137.000 € l'anno, però, con un piano degli interventi da fare che ancora non è stato attuato. Insomma, 10.000.000 € messi a disposizione non ancora utilizzati, una parte negli studi quando insomma, il mondo della pesca ha chiesto più volte per dare un pochino di ossigeno, ma insomma sospendete un attimo i contributi, i mutui in modo da poter dare ossigeno alle aziende e po che non vuol dire, non pagare i No, contributi, ma lo voglio dire in certo, maniera molto chiara. certo. Voleva dire nella volta una volta, È ripartita l'economia. Mh-mh. ripartita l'economia, poterli pagare a rate, così come era stato fatto insomma Certo, durante il Covid. esatto. Invece credo che questo sia stato molto sottovalutato. Io sono stata a Pila proprio ieri e purtroppo la situazione è davvero delicata. Su 1.500 partite IVA, 500 hanno chiuso. Al 2024 mi dicono che insomma in questi mesi ne hanno chiuso ulteriori partite IVA. 500 sì, ci sono, ma sono a reddito zero, cioè sono lì ferme, nella speranza di poter ripartire, e però sono ferme e quindi insomma, mhmm, su 1.500 vuol dire che stanno lavorando 450 Eh partite IVA. sì, Allora già un'economia in questo ginocchio, un dà territorio in realtà in ginocchio. ecco, anche perché è un territorio è un'area interna, Eh sì, non hai una possibilità di collocamento in quell'area, vuol dire che spopoli un intero eh sì. territorio e tant'è che insomma alcuni giovani hanno fatto scelte diverse e sono andati in altre realtà, fuori dalla nostra provincia tra l'altro. E molte delle partite IVA che sono state messe in ginocchio erano partite IVA, di donne e quindi anche quello un ulteriore insomma Impoverimento proprio anche impoverimento. sociale poi, no? Esatto. E quindi insomma questa è stata la mia prima esperienza alla Camera, perché c'era insomma appunto la conversione di questo decreto, dico: "Oh mamma, C'è qualcosa che c'è qualcosa manca. che manca." E quindi insomma il mio approccio è stato quello dicendo: "Oh" ecco anche lì, sai appena arrivata, so i regolamenti, i tempi, però insomma Si abbiamo f impara dici. ho dovuto imparare in Poi da bravi corsa. veneti noi si impara Noi sì, tutto. sì, beh tanto, secondo me l'importante era portare il problema a conoscenza insomma insomma e fare Certo. la parte insomma e fare la nostra parte perché si potesse un po' risolvere e portarlo insomma all'attenzione che alla fine insomma l'abbiamo fatto. L'avete fatto, chiaro. Ci fermiamo solo qualche istante, Nadia, ci beviamo magari anche un bicchiere d'acqua, perché io e te continuiamo a parlare anche nei fuori onda e dopodiché rientriamo in diretta per continuare proprio su questo argomento, ma anche su molti altri. Nadia, ci siamo lasciate poco fa parlando di donne, parlando di giovani e a me ovviamente arriva spontanea una domanda. Tu hai cominciato politica giovanissima, la respiri fin da quando sei nata fondamentalmente, ma, lo consiglieresti ad un giovane, un percorso come quello che hai fatto tu? Assolutamente sì. Non solo lo consiglierei, ma inviterei davvero i giovani a farlo, Che bello. perché, la politica è la vita di tutti i giorni. Allora uno deve quando vedi qualcosa che non va, puoi decidere di vabbè, subirla, puoi Certo, decidere di denunciarla in modo insomma, nei modi insomma che può farlo un cittadino, certo. oppure puoi decidere di poter provare a cambiare quello che non ritieni o le proposte che hai anche di miglioramento, perché non c'è solo quello che non va, ma c'è anche quello che potresti fare meglio, okay, non parliamo sempre solo in negativo, e lo puoi fare però da parte attiva. Mh. Da attore di questa cosa. E io credo che ci sia davvero bisogno che i giovani lo facciano con la passione, col coraggio, anche con quella sfrontatezza. Cioè io mi ricordo da giovane, insomma, ho fatto di quelle cose che, insomma, adesso con l'esperienza dico: "Oh mamma cosa ho fatto?" Però in realtà, in quella fase hai davvero Ci stava. ci stava, perché hai il coraggio anche di rompere degli Sì. schemi, e bisogna farlo, c'è bisogno di farlo. E quindi io non solo lo consiglio, ma davvero invito tanti giovani ad avvicinarsi alla politica, perché davvero la vita è la politica è la vita quotidiana di tutti i giorni e possiamo cambiarla tutti insieme, se facciamo politica, se ci mettiamo insomma, se facciamo la nostra parte mettendoci la faccia, perché anche metterci la faccia Pesa. pesa, Mh. però è un onore ed è un onere, Certo. però insomma ci metti la faccia e sai che stai facendo qualcosa di cui sei convinto. Ecco,
ovviamente bisogna essere convinti di quello che certo. si fa. Io lo auspico per le persone, per i giovani che hanno davvero passione e voglia di cambiare le cose. Certo, lo assolutamente sì. E guarda, lo invito a fare mettendoci la faccia, perché anche lo vedo anche nel mio ruolo da parlamentare. Chi viene dal basso, chi ha fatto l'amministratore, secondo me ha sempre quell'occhio diverso rispetto invece a chi fa politica soltanto da partendo dai livelli più alti. Io credo che la politica bisogna farla proprio partendo dal basso, e anche io le mie elezioni, io sono sempre stata eletta, no, e questo secondo me è un valore aggiunto, perché essere eletti vuol dire comunque essere scelti dai cittadini, vuol dire che quello che stai facendo poi alla fine su quello che stai facendo hai un riscontro. Chiaro. Nadia, il tuo amore viscerale per la Mh-mh. politica è molto bello quello che hai detto prima, ed è un concetto che ritorna nei politici che io ho avuto il piacere di intervistare, che veramente fanno politica per passione, cioè si parte dal basso. Mh. Se sei imposto dall'alto duri, ma duri poco e soprattutto non lo fai con la stessa passione e non dai le risposte al cittadino che dovrebbero essere poi quelle che arrivano dal mondo della politica. Ma allora, vedendola proprio da un profilo quasi separato e distante, perché secondo te c'è questa disaffezione delle persone dal mondo della politica? Beh, insomma in questi ul abbiamo vissuto anni difficili. Abbiamo vissuto anni difficili, gli anni del Covid, gli anni dei governi tecnici. Insomma, io sono sempre contraria al governo tecnico, devo essere sincera, perché, il governo tecnico non ti dà le soluzioni. Cioè, allora, adesso abbiamo un governo di centrodestra. Bene, giusto o sbagliato sta facendo delle scelte, ovviamente Non condivise non da voi, condivise, certo. ma, an adesso il cittadino può decidere se quella politica può andar bene o può andar male. In gli ultimi anni non sono stati cioè è stato anni di mescolanza politica. Quindi anche quando si era con Draghi ogni tanto mi dicono: "Beh, ma c'eravate al governo voi". Insomma, con Draghi c'erano praticamente tutti tranne Fratelli d'Italia, che comunque insomma era una stampella lì, però non fai una politica, che possa andar bene dalla Lega al PD. E quindi le politiche erano quelle di, diciamo, gestione tra virgolette "ordinaria". Ma ripeto, in questi momenti, in questi anni di difficoltà, dove le famiglie non riescono ad arrivare a fine mese, non sai quanto devi pagare una bolletta, non sai se ti puoi curare, beh, insomma io capisco che il cittadino, che vede sempre aumentare di più i propri problemi perché si sta impoverendo, e lo vediamo perché lo dicono gli ultimi dati dell'Istat, cioè addirittura, gli stipendi di del 2024 sono l'8% in meno del 2021, e con tutto il costo della vita che aumenta, capisci che il cittadino dice: "Ma insomma, ma chi mi rappresenta? Basta". Però non è così. Deve essere proprio esattamente il contrario, perché Chiaro. quando vanno a scegliere, scelgono chi deve provare a risolvere questi problemi. E dopo, se non sono contenti, la volta dopo possono anche cambiare, perché insomma Certo. è giusto che lo sia. Questa disaffezione è dovuta un pochino sì, alle ultime insomma agli ultimi periodi che sicuramente sono stati dei periodi, difficili, Non a facile, una certo. mancanza di politica che c'è stata, Sì. perché c'è stata, e quindi insomma tutto questo e la difficoltà, perché poi ricordiamo la gente quando ha difficoltà, davvero, oppure dice: "Va bene", come succede in qualche cosa, come vediamo, come insomma che è successo in Europa: "Beh, va bene, allora voto l'estremismo perché non è mai stato". Ma non è così. Cioè dobbiamo davvero provare a scegliere, i nostri rappresentanti, e provare a insieme, ecco, però bisogna partecipare. Quello che trovo che bisogna fare un po' di più è partecipare. La politica è partecipazione poi Sì, di fatto, certo. perché la partecipazione dà anche la forza al politico di poter portare avanti delle battaglie, e quindi la partecipazione è davvero importante. Nadia, politica e territorio, quindi ritorniamo nella nostra provincia in realtà in questo momento, perché ci sono comunque delle situazioni che tu stai attenzionando, che tu stai guardando e ti stai facendo anche qui in un certo senso portavoce delle istanze dei cittadini poi all'interno del governo. Quali sono le più impellenti, quelle che tu stai seguendo di più? Allora guarda, quella che mi sta preoccupando molto, in questi ultimi tempi è la questione della sanità.
che è collegata alla sanità pubblica, che dove insomma ovviamente si sta cercando di smantellarla, lo vediamo in tutti gli atti di questo governo. Ma, anche la nostra sanità locale, cioè in un Veneto delle eccellenze io ho attenzionato, ho chiesto delle delucidazioni, ho chiesto delle risposte, perché devo dire che, sono molto preoccupata per, come si sta gestendo l'ospedale di Rovigo. Pazienti che guardi, mi hanno scritto tantissimi dopo un po' la denuncia che avevo fatto e la richiesta insomma ehm, di chiarimenti, ho ricevuto davvero tantissime, lettere, mail, la gente che mi ferma per strada, proprio per chiedermi: "Guardi, davvero faccia qualcosa." Perché le faccio un esempio: un signore anziano aspettava di avere un intervento molto delicato, insomma, sulla quale poteva anche, insomma, avere dei problemi non indifferenti da ottobre oggi siamo in aprile, era ancora lì che stava aspettando un intervento vitale. Dico solo questo, vitale. Ospedale che non ha, gli approvvigionamenti minimi per un ospedale. Abbiamo visto che mancava addirittura il filo da sutura, mancavano proprio gli strumenti, minimi per poter, andare nella sala operatoria, addirittura insomma mi hanno detto che hanno dovuto, posticipare degli interventi, ma con il personale che si sta facendo in 4, devo dire, medici, personale infermieristico, ma che comunque, vive una situazione di grande disagio e di grande preoccupazione, perché lì dove non riesci neanche a garantire insomma, quelle, che sono degli interventi immediati e primari, perché mancano anche al 118 mancavano i cateteri, cioè, davvero è una cosa, che mi dà molta preoccupazione. È una cosa che sto seguendo, è una cosa a cui ho chiesto spiegazioni, che sto ancora attendendo, anche se devo dire ho parlato sicuramente con il direttore generale, però non mi ha soddisfatto. Non sono non sono tranquilla e quindi una delle questioni che sicuramente in questo territorio va affrontata, anche se parliamo sempre di sanità pubblica come un'eccellenza nel Veneto, beh, devo dire che l'ospedale di Rovigo invece ha davvero dei problemi importanti, nei prossimi giorni insomma, sui quali nei prossimi giorni, insomma, farò anche delle azioni, se non ho le risposte che devo avere anche di altro tipo, appunto, anche portandole all'attenzione del Ministro della Salute, perché insomma la salute è il primo presidio per tutti i cittadini, deve essere garantita e secondo me insomma, in questo momento ci sono delle difficoltà che vanno gestite e soprattutto vanno rimosse. Secondo te perché c'è questa disparità tra, appunto l'ospedale di Rovigo e magari delle punte d'eccellenza che noi in Veneto abbiamo comunque la fortuna No, di io credo che avere? questo territorio sia davvero stato abbandonato, sia oggetto di conquista oppure insomma mandano qualcuno giusto per far carriera per poi spostarlo da qualche altra parte o mandano chi non ha Ma magari gli altri perché? Cos'è insomma io guarda ho successo? visto ho sentito molti medici che hanno deciso si son dimessi, Certo, infermieri che si son dimessi, è vero, avviene un po' in tutto il Veneto, ci sono perché ovviamente c'è anche un problema della giusta, retribuzione certo. degli specialisti. Ma qui devo dire che invece il problema è proprio l'ospedale. L'ospedale è quello che offre questo ospedale, perché alla fine è un ospedale di provincia, 50.000 abitanti, potrebbe davvero essere un'eccellenza. Non lo è. Non lo è e io credo che questo sia un po', frutto di quelle politiche regionali che insomma hanno sempre visto Rovigo, come l'ultima delle province del Veneto e lo abbiamo e lo vediamo anche nella sanità, come l'abbiamo visto con la ZLS, cioè lo vediamo in tutti i settori, cioè Rovigo è l'ultima. Cioè, viene primo il prosecco che l'ospedale di Rovigo, insomma mi viene da fare una battuta, però è davvero così. E noi non possiamo per quello dicevo, c'è bisogno che della partecipazione, perché non possiamo più permettere che Rovigo venga trattata in questo modo.
Visto che l'hai tirata in ballo, la ZLS è un altro tema caldissimo in questo momento, si sta cercando di lanciarla, di rilanciarla e di proporla con le varie opportunità per gli imprenditori che abbiano piacere e voglia di venire ad investirci, con degli sgravi importanti, insomma non stiamo qui ad elencare tutte quante le opportunità. Sotto questo profilo, visto che appunto parte, non parte, si parte, ci sono dei fondi importanti che stanno arrivando, però, zoppica un po'. Tu come la vedi? Allora guarda, la seconda questione che ho affrontato arrivata alla Camera è stata la ZLS. Subito dopo il granchio Subito dopo blu. il granchio blu abbiamo avuto la ZLS. Questo perché? Perché oggettivamente col decreto coesione dall'8 maggio del 2024 erano state, messe a disposizione nel bilancio dello Stato erano stati messi a disposizione nel bilancio dello Stato 80 milioni di euro per le ZLS, che diciamo a regime saranno 7 tra il centro e il nord Al nord, sì. Italia. Però nel 2024 l'unica ZLS attiva, che poteva partire era quella Venezia-Rovigo. Quindi voi pensate a 80 milioni di euro da investire soltanto da utilizzare soltanto per le imprese che volevano investire tra Venezia e Rovigo, nei comuni insomma che fanno parte della ZLS. Beh, insomma credo che sarebbe stata una cosa davvero unica, Unica, certo, unica per il nostro territorio. certo. Bene, anche lì soldi messi a disposizione, perché poi c'è una politica di propaganda e poi la politica reale. Solo che per essere messi per essere utilizzati bisognava fare i decreti attuativi. Allora, i decreti attuativi sono stati firmati dal governo il 3 settembre e i finanziamenti dovevano essere utilizzati entro il 15 novembre. Voi provate a pensare chi è quell'imprenditore che dal 3 settembre Impossibile. al 15 novembre, Certo, non riesci a avendo la mettere un certezza piano, che certo, ecco, non è possibile. certo. Ehm, e questo quindi ha fatto perdere una opportunità a questo territorio unica. Io l'ho denunciato in diverse occasioni, tra l'altro chiedendo anche che magari venisse prorogato al 31 Certo, dicembre, poi partiva dall'8 maggio, ma a differenza della ZES, quella del Sud, che partiva dal 1° gennaio, lì, partiva dal decreto coesione, quindi neanche dal 1° gennaio del 2024, ma dall'8 maggio. Quindi avevo chiesto che fosse equiparata alla ZES, quindi comunque spostiamo inserita dal avanti, 1° sì. gennaio e poi spostata in avanti, visto che insomma il decreto era arrivato il 3 Certo, settembre. certo. Non se n'è fatto nulla, anzi ho avuto perfino un ordine del giorno, in realtà votato all'unanimità da tutto il Parlamento, a cui però non sono seguiti i fatti. Non ci credo. Perché sì, sì, il mio ordine del giorno era stato votato all'unanimità, però poi alla fine, i finanziamenti erano utilizzabili nella finestra tra, settembre e 15 novembre. Allora, voglio dire, in un'altra realtà io credo che nessuna, forza politica avrebbe permesso una cosa del genere. Allora, la Lega che ha tanto sbandierato la ZLS, io devo dire che su questo davvero ha preso in giro un po' tutti, perché insomma a livello regionale, sono alla guida, a livello nazionale hanno vice premier, ministri, sottosegretari che tra l'altro si occupano anche della ZLS, perché Bitonci è uno di quei sottosegretari che se ne occupa, però con 80 milioni di euro non sono stati utilizzati dal Veneto e da Venezia a Rovigo in particolar modo, perché questa è la ZLS del Veneto. E quindi questa è una grandissima opportunità persa dalla politica. Il prossimo anno, quest'anno, dopo anche qui emendamenti su emendamenti, sì, è vero, sono stati però rimessi gli 80 milioni di euro, ma che saranno utilizzati da tutte e 7 le ZLS, quindi non più per Venezia Rovigo. Infatti un emendamento che io avevo fatto al DEF era quello che era la richiesta della conferenza Stato-Regioni di mettere a disposizione 250 milioni di euro, insomma 80 milioni Sì, circa per tutte certo, le ZLS. sì. Questo non è stato fatto. Cioè, hanno rimesso i soldi che non sono stati utilizzati nel All'epoca. 2024 nel 2025. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'opportunità è davvero minima, nel senso che insomma voi pensate, che le ZLS sono Mantova, Cremona, l'Emilia Romagna, la Toscana, cioè davvero pochissimo rispetto invece a quello che poteva davvero essere un po' una rivoluzione per questo territorio, soprattutto per il nostro Polesine, che poteva essere per molto interessante e appetibile per gli imprenditori, per le aree che appunto sono disponibili.
Ci fermiamo qualche istante. Ed eccoci Nadia, abbiamo ancora un po' di tempo assieme. Ti vorrei fare una domanda, visto che appunto, il tuo ruolo è anche quello. Donne e politica. Mh, Ce ne sono fortunatamente tante. sì. Abbiamo anche la fortuna di avere una premier donna, quindi insomma spazio alla figura femminile. Si può fare di più? Cosa si può fare? Si può fare meglio? Allora, beh sì, si può fare sempre di più Certo. naturalmente, però devo dire che oggettivamente da quando io ho iniziato a far politica, ricordo sempre che ero una tra le pochissime donne. Infatti guarda, ricordo quando abbiamo fatto sono stata assessore all'ambiente, abbiamo fatto la carta, di Padova per i primi sforamenti Sì. dell'aria. Io ero l'unica donna, agli incontri ero l'unica donna, cioè eravamo davvero pochissime. Adesso invece devo dire che Fortunatamente. fortunatamente, beh, per dire nel nostro gruppo parlamentare la maggioranza siamo donne, quindi devo dire che insomma lo spazio c'è. Dopo naturalmente insomma anche noi, sai, anche per una donna bisogna saper conciliare i tempi e quindi questo è un altro grande Certo. argomento da portare avanti, perché insomma è ovvio che una donna insomma ha più oneri, e quindi deve conciliare meglio i propri tempi. Però io devo dire che insomma chi ha la voglia, la passione, insomma, l'attitudine anche a poterla fare, sapendo che insomma un po' del proprio tempo ovviamente lo porta via la famiglia, gli affetti, ma così come anche insomma un uomo, ecco. Insomma secondo me lo spazio in questa fase, cioè ti rendi conto che parli con una che è scettica sulle quote rosa. O parli con un'altra che è scettica sulle quote Perché rosa. io credo che noi non abbiamo bisogno di quote, Esatto, non abbiamo bisogno di dimostrare nulla. esatto. È vero che nel ma era vero soprattutto in passato, adesso lo è di meno, che si fa un po' più fatica, Non perché c'è è un mondo dubbio, prettamente maschile, certo. però se facessimo anche un po' più rete tra di noi e comunque insomma, abbiamo la voglia di farlo e di metterci in gioco, io credo che cioè lo spazio devo dire che c'è. Si potrebbe Non fare molto di più, si può fare sicuramente molto di più conciliando, ecco, magari i tempi, ecco, certo. anche nel lavoro, insomma, noi stiamo facendo un po' delle proposte per poter conciliare i tempi delle donne e quindi poter magari adesso con la parità, del congedo, insomma, Esatto, anche questo potrebbe aiutare aiuta insomma. molto. Insomma, il fatto di aiutare la maternità, il fatto di ormai insomma è tutto digitalizzato, si può anche lavorare da casa con lo smart working, insomma ci sono dei temi che comunque aiutano e devono servire a migliorare sempre, la presenza delle donne. Però io guarda, vedo che dove ci sono le donne c'è più concretezza. Se devo dirla, proprio veramente insomma, ma davvero È scevra così, certo. qualsiasi Sì, sì, tipo non è un di non giudizio, ma è sono una una constatazione, ma femminista, no certo. ecco, però proprio davvero c'è molta più concretezza, più voglia di fare, più diciamo, più concretezza. Devo dire che la parola è concretezza. Noi andiamo più a sodo, in velocità e subito. Però ti dico, c'è tanto da fare, però lo spazio c'è. Dobbiamo conquistarcelo noi. Nadia, ti faccio proprio in merito alla concretezza una domanda a bruciapelo. Difficilissima perché bisognerà fare sintesi, ma c'è un sogno nel cassetto che tu hai per il nostro Polesine? Guarda, quello di farlo contare e di fare, gli investimenti che servono a farlo crescere. Perché una delle cose, ecco, che davvero vorrei far capire è che davvero con poco il Polesine decolla. Decolla economicamente, quando decolli economicamente, decolli culturalmente, decolli dal punto di vista sociale. Ecco, secondo me questo si può fare perché le risorse per la tutela del territorio, per lo sviluppo economico, a differenza tra l'altro di altri luoghi che economicamente non possono neanche più svilupparsi perché son saturi, ecco noi invece lo possiamo fare. Quindi il sogno è quello di far contare questo territorio per poter portare quegli investimenti che da soli poi ci permettono di crescere e di cambiare anche culturalmente, di essere anche più orgogliosi di essere polesani, di essere della provincia di Rovigo, se no polesani poi sembra sempre che Eh siamo sì. gli illuminati, però davvero il mio sogno è quella di far contare questo territorio, perché credo che davvero con poco, relativamente poco rispetto ad altre realtà, invece questo territorio abbia delle grandissime possibilità.
è un territorio che davvero, anche dal punto di vista del lavoro, insomma, ecco, la chance della ZLS doveva essere quella di portare un lavoro di qualità, in Certo. modo da far sì che i giovani rimangano sul territorio, vogliano rimanere, in modo che si possano portare i servizi, che si possa crescere. Ecco, questo è il sogno del cassetto, che non è un'utopia, perché, le risorse ci sono. Ho anche provato insomma a dire: "Bene, facciamo un po' squadra e facciamo crescere questo territorio perché le possibilità ci sono." Quindi è un sogno, però in realtà non è irrealizzabile. Questo è bello, che non sia una chimera da inseguire, ma che No, sia c'è solo concretizzabile. bisogno di volontà e di peso politico. Grazie. E siamo arrivati purtroppo agli ultimi minuti assieme con Nadia Romeo, che ringrazio ancora una volta per essere venuta in radio e per essere rimasta ospite appunto di Eccellenti. È stato un onore, davvero Nadia, È stato grazie. un piacere. Grazie mille. Abbiamo un po' spaziato così, Ma è stato bello come quello, no, le famose interviste a bruciapelo, mai esatto, nulla di molto a preparato. bruciapelo. Siamo andate. Allora, io come sempre vi ricordo che questa puntata andrà in onda anche domenica dalle 8 alle 10 del mattino, poi sarà anche diffusa tramite i nostri social, la potrete recuperare come podcast nel nostro sito, quindi ascoltarvelo quando vorrete, in grande comodità. E c'è come sempre la nostra domanda finale che io faccio a tutti i miei ospiti, quindi Nadia, mi raccomando, mani sulle cuffie, perché adesso partiamo tipo la Devo scena concentrarmi doppia, tipo esatto. Se tu potessi essere un supereroe, chi ti mh, piacerebbe diventare? un supereroe. Ah. Oddio. Non dovrei dire Wonder Woman perché è l'unico supereroe donna. È vero anche Ecco, questo. no, ti posso dire Wonder Woman è l'unico Wonder Woman, supereroe donna. perfetto, perfetto. Grazie Nadia, grazie molte per essere stata con me e un buon proseguimento, buon lavoro e grazie per avere a cuore il nostro territorio, per volergli così bene e per poter ancora una volta dire che la politica è partecipazione, la politica Sì, è qualcosa che bisogna fare distinto, d'amore e con grande e con passione. la testa. E con la testa. Grazie. Una buona serata Nadia, buona serata a tutti quanti voi, come sempre l'appuntamento con la rassegna stampa domani mattina, dopodiché Eccellenti con giovedì prossimo. Grazie.